Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi che è il 1° gennaio 2021, a una live special del vostro Maledetto Veneziano dal titolo "Il potere delle sibille". Le sibille, per chi non lo sa, sono questo mazzo di carte, che si usa generalmente per intravedere o vedere, o dare delle risposte a persone, che hanno delle domande sul proprio futuro. Ma prima di fare questo, il vostro Maledetto Veneziano, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale YouTube di Legare al vostro Maledetto Veneziano e veniteci a trovare sui nostri gruppi social, su Face soprattutto, dove posto regolarmente i circuiti di cui parlo anche a queste pillole, no? Basta che scrivete Maledetto Veneziano o il Legare su Facebook e anche i nostri gruppi social. Poi oggi è il 1° gennaio, ringrazio anche tutti quelli che ci hanno aiutato, a me e il Degana in questo periodo non è stato facile, è stato impegnativo, e cioè Laura Ciofini col suo gruppo ci ha sempre permesso di poter postare. Poi abbiamo Paola Chiarilli che sempre si è spesa per darci la possibilità di postare nei suoi gruppi, e poi abbiamo la grande Milas che ha sempre lavorato in modo gratuito e disinteressato per amministrare i gruppi di Telegram. Quindi un grazie per tutto quello che hanno fatto sia nel 2019 nel 2020 e quello che faranno ancora per il Legame Maledetto Veneziano nel 2021. Saluto anche Rosa Ricci. Grazie, Rosa, di questo saluto nel canale Maledetto Veneziano. Bene, oggi parliamo un po', delle sibille. La prima volta che ho sentito la parola sibille è stato a 5 anni, quando il capitano degli alpini, e l'ho già raccontato tante volte. Ciao Tiziana, grazie di avermi salutato al canale Maledetto. Quando, la prima volta che l'ho incontrato, diciamo che ero piuttosto sveglio, no, avrò avuto 5 anni, ero sul mio trattorino, mi ha spiegato un po' il mio futuro. E a un certo punto mi disse: "A te ti aiuteranno le sibille". E poi mi ha detto tante altre cose che io poi son corso subito su da mia mamma a parlare, no, di cosa mi aveva raccontato questo signore che diceva di essere il capitano degli alpini di Torino. Chiaramente mia mamma era una adottiva, era una persona con una bassa, conoscenza, sapeva contare, aveva visto, era nato nel 1930, aveva fatto sì e no fino a terza elementare, se l'aveva fatta. Chiaramente quando ho sentito parlare di sibille pensavo che era una persona, no, e siamo andati nel paese a cercare chi era la Sibilla, no, chi era la signora Sibilla che mi avrebbe aiutato nel futuro, no. Poi il primo incontro che proprio ho avuto con le sibille, no, è stato verso 8 anni, quando mia mamma, un po' disperata perché vedeva tante cose che succedevano in casa, che le aveva già viste quando ero nato, no, aveva visto lucine che giravano, però capite, erano tempi in cui l'ignoranza era sovrana, e quindi non c'erano i social chiaramente, io sto parlando di più di 50 anni fa, 53 anni fa, no, molti di quelli che stan vedendo il video neanche erano nati, no? E allora un giorno mi porta una signora che leggeva le sibille, 8 anni, mi fa queste carte. La signora ci credeva, no, ci credeva perché diciamo che era una un po' evoluta del paese. Una un po' evoluta da questo paese, e insomma ero stato scioccato, no, dicevo: "Questo ragazzino qui è una potenza, guarda qui che carte che stanno". Poverina pensava di avere Ronaldo in casa o Messi in casa, capito? Pensava, come se mi guarda, dice: "Cavolo, cosa ti ha detto questa signora qua?" È uscita da questa, ma anch'io insomma sono uscito galvanizzato, anche se avevo 8 anni, queste carte qui quando uscivano facevano stravedere queste signore. E poi il racconto finisce che il marietto, diciamo così, si è sempre un po', allontanato, fin quando a 14 anni, ehm visto che avevamo nel palazzo dove abitavo una che, da, pranoterapeuta era passata a leggere le carte, però lei non usava le sibille, usava il classico mazzo di carte da giocare, quindi non le chiamava sibille, no, era più una taroccatrice, mettiamo così il discorso. E si vedeva come una taroccatrice. E allora questa signora qua, a 14 anni, anche lei mi ha fatto
le carte e mi ricordo che usciva sempre una donna e poi l'asso di picche, sempre, l'avrà fatto 4, 5 volte. Lei nella sua regione era una donna potentissima, cioè facevano la coda, no, venivano da altre città. Era una che si metteva le prime pubblicità sui giornali. Quindi sto parlando di 40 e rotti anni fa, 43, 44 anni fa. E mi disse un giorno: "Guarda Marietto, io nella mia vita ho fatto la carte a tantissime persone, ma uno come te a me non mi è mai capitato." E però non mi disse tanto l'assi di picche, lo nascondeva, però diceva che avrei sempre avuto successo in qualsiasi cosa che facevo e che avrei sempre avuto una figura femminile che mi avrebbe protetto. Ma quelle non erano sibille. Strada facendo poi il Marietto capisce tante cose perché gliele spiegano, vengono i cabalisti a parlarmi, incontro tantissimi veggenti che praticamente mi incontravano e mi spiegavano certe cose. Io non li ho mai cercati, o meglio, il mio soccorso sicuramente sì, ma io non li ho mai cercati. E alla fine mi dicevano tante cose che verso, diciamo, il 2000 poi c'è stato l'apoteosi quando sono arrivati questi signori dalla casa editrice, una delle più grosse d'Italia, se non la più grossa, che aveva dentro un gruppo di esoteristi potentissimi, che era praticamente il braccio destro di un grandissimo politico italiano e mi hanno spiegato certe cose. Poi più o meno nel 2012 ho avuto questa chiamata, tra virgolette, "alle armi" di far divulgazioni di radionica radiestesia. E quindi si è avverato un po' quello che il capitano di Alpini Torino mi aveva detto praticamente 45 anni prima. Adesso son passati qualche anno, ma che cos'è che hanno di importante questi sibilli? Le sibille praticamente sono 52 anime, 52 egregori, potete definirle come volete, ma questo mazzo di carte, no, ha una potenza importantissima su chi le usa, perché non tutti possono avere, non tutte è karmica la cosa che possono utilizzare e anche alcuni che possono averle possono fare più danni che utilità. La sibilla un po', sta negli occhi di chi le legge, di chi ma è un dono poterlo utilizzare, come la radiestesia e la radionica. Io son sempre stato contro questo sistema, fin quando non ho capito che c'era uno spazio di manovra per aiutare, no, perché ho visto appunto molti che ne hanno abusato, no, ad esempio quando si dice taroccatrice, i tarocchi son delle carte iniziatiche che non hanno niente a che vedere con le sibille. Le sibille hanno un certo lato, una certa forza, ma si fermano lì. I tarocchi invece sono stati in un certo stato, non dico stuprati, non dico, come si denigrati, ma li hanno abbassati di livello. I tarocchi sono carte iniziatiche che non c'entrano niente proprio col futuro di una persona. Quando sentite uno che si già definisce taroccatrice o o taroccologo, ma lasciate stare che quello proprio non ha capito nulla dell'esoterismo. Bisogna più puntare su queste carte che, in modo elegante, in modo semplice, hanno dentro una potenza immensa di 52 anime. Per questo il capitano degli Alpini di Torino mi diceva: "Ti daremo le sibille", no, perché mi diceva che mi avrebbero aiutato in questo percorso di, come si dice, non dico resistenza, non dico di, guerra, no, però diciamo che, chi segue il Marietto, avendo attivato tutti i circuiti, ha creato una rete virtuale, tra virgolette "virtuale", perché la rete è stata creata, ma ogni volta che qualcuno ha seguito il Marietto, ha cominciato a stampare i suoi circuiti radionici, chiaramente ha creato un collegamento con altri per anche se solamente se l'ha scaricato nel cellulare, ha creato un collegamento con gli altri per difendere la nostra sacra patria, eh. Poi che le sibille siano un mezzo per attirare, no, non dico sodali o committenti, ma per attirare amici, in un certo senso, che, stanno camminando con noi verso al Keter, questo è anche vero, perché abbiamo visto che le sibille hanno sempre quel fascino esoterico, ma non hanno niente coi tarocchi. Quindi queste amicizie, questo aiuto che il capitano di Alpini di Torino mi disse quando avevo 5 anni che ero sotto a Torino, alla fine sono queste carte qua.
E cos'è che è importante? Mi ricordo che da piccolino quando i gruppi misterici nemici del gruppo Bertoldo mi interrogavano, no, io andavo nel futuro e vedevo lo sfondo dietro di queste carte qua e mi ricordo che riuscivo a vedere il dietro, ma non capivo che cos'era e loro non volevano assolutamente che il maledetto mettesse le mani su questo mazzetto qua. Perché da quando io avrei messo le mani su questo mazzetto qui ci sarebbe stata un'esplosione, una, come si dice, un'evoluzione, no? Quindi ho avuto un sacco di freni che mi hanno sempre limitato a metterci le mani. È stata, diciamo, che mi ha dato una mano fortissima, diciamo che è stato il Degano, che è una bravissima sibillologa, no? Che ha proprio il dono, no? Come io ho il dono della radiestesia, e ha il dono delle sibille e anche chiaramente la radiestesia. E anche è una bravissima, come si suol dire, astrologa antica, no? Ognuno ha i suoi doni, ma diciamo che le sibille, chi è che le usa, sicuramente si carica di queste 52 egregore, chiamiamole egregore, ma possono essere definite anime, no? Che aiutano, no? Chi li usa ad aiutare, tra virgolette, gli altri. Quindi il potere di questo mazzo di carte è importantissimo, è tra i più importanti. Escluso sempre i tarocchi per il semplice fatto che i tarocchi sono carte iniziatiche e con le chiacchierine che si possono vedere nel futuro di una persona hanno poco a che fare, no? Quindi chi li usa, stategli lontano se me li usano per leggere il futuro perché è una anatema. Questa è la prima risposta anche che voglio dare a delle amicizie che mi hanno chiesto appunto il potere del seguire. La seconda cosa è sempre questo circuito che ho dato da ieri, no? Lo vedete? Questo circuito ho fatto una pillola e voglio spiegare un'altra cosa. Oltre a mettere sopra l'intento, no? Io ho spiegato in altre pillole un altro emettitore molto potente è questa qua, la conchiglia. Quindi voi mettete dentro e rispondo a un'altra domanda che mi hanno fatto sul tubo se va bene anche per i bambini. E certo che va bene, voi mettete quindi il vostro intento, nome e cognome, prendete il circuito e vedete, lo appoggiate sopra così. Così che il tutto moltiplichi la potenza. Così, ripeto, conchiglia, mettete dentro l'intento e poi o la foto, poi mettete il circuito così, così che questo emettitore proprio faccia esplodere in modo importantissimo. Rilasciate, chiedete o il pendolino, o lasciate quanto tempo volete. Benissimo, Rosa. Sì, la Rosa fa una bella affermazione. Bisogna tenere presente una cosa, che molte volte il fatto di non far centro non vuol dire che non l'ha fatto, vuol dire che molte volte la cosa potrebbe ancora avvenire nel futuro, no? Oppure è in un lato spirituale, no? Perché il problema, vi faccio sempre un racconto, una volta col pendolino una signora mi contatta, era una cartomante lei, mi dice: "Il mio compagno se n'è andato". Io continuavo a vedere che era lì il suo compagno e la amava, gli dico: "Ma guardi che non se n'è andato". La ama, no, è lì vicino. E questa mi dice: "No, quello è mio marito". Allora, molte volte quando, si analizzano situazioni, non si ha ben chiaro il quadro, perché il committente magari non dice tutto, non si fida le prime volte che si contatta e quindi si potrebbe ancora migliorare la visione. Il problema è che non si hanno quasi tutti i dati, no, m'è capitato anche a me ultimamente di vedere una persona che mi diceva: "Mio marito mi sposerà", però non mi aveva detto che aveva un compagno. Io vedevo qualcuno che l'avrebbe sposata e allora io cioè perché avevano divorziato poi. E io dico: "Beh sì, la sposerà". Ma dopo è saltato fuori che aveva un compagno e allora chiaramente, il discorso delle carte è che lui le carte magari se avessimo centrato meglio perché vedevo che c'era qualcuno che l'avrebbe sposata, però se mi chiede solo mio marito, però mi esclude il fatto che ha un compagno, è chiaro che si dicono vedono un matrimonio, però non si sa che quindi molte volte anche come viene impostato la domanda e i dati che si hanno per intravedere le risposte, perché le sibille danno delle risposte chiare, secche, solo che se non si emettono alcuni dati di partenza, alcune volte le risposte si fa più fatica a decifrarle, no, invece quando
le persone dicono tutto, è chiaro che la cosa scivola via in modo molto più facile. Comunque alcune volte non è che non è avvenuto lì, avverrà in futuro, no, come col pendolino. A me è capitato una volta un sindaco che mi diceva che non sarebbe stato eletto, invece era stato rieletto vice sindaco. Poi dico: "Ma è impossibile". Mi hai risposto 8 volte davanti alla pagina, online del giornale che lo diceva che era vice sindaco e il pendolino mi diceva: "No, guarda che lui non è eletto". Al che io gli ho detto: "Ma mi stai dicendo qualcos'altro allora Pendolino?" Perché parlavo io e Pendolino. Lui mi dice: "Sì". "Tu mi stai dicendo che darà le dimissioni?" "Sì". Tra 4 mesi e mezzo è stato fuori. Alla fine dopo 4 mesi e mezzo era impossibile crederci, quando dicevo ad alcuni, in segreto, mi dicevano tutti che era pazzo perché quel sindaco lì era attaccato alla sedia da, 25 anni, dopo 4 mesi, colpo di scena su tutti i giornali, TV, il sindaco ha dato le dimissioni. Quindi molte volte il fatto succede, ma siamo, noi un pochettino che non riusciamo a calibrare bene la tempistica. Succede anche questo. Oppure alcune volte è capitato a me che alcuni mi dicono: "Ma mio figlio farà questa cosa?" Quindi io mi dice di no. Poi se il figlio lo fa, no, tipo l'iscrizione a una scuola a destra e a sinistra. Il problema è che se lo fa, il pendolino dice di no, molto probabilmente in quella scuola lì ci saran problemi per lui. E allora lì bisogna stare attenti perché il pendolino dà una risposta secca. Certo che se uno poi la fa e poi andando a scuola viene tirato sotto la bus, capite? Quindi bisogna sempre essere ponderati. A me è capitato una volta che uno mi ha venduto una macchina, no, faccio un esempio semplice, avevo visto che questa macchina aveva nell'aria condizionata un problema. Io gli dico al figlio, prima che arrivasse il padre, gli dico: "Senta, la macchina ha un problema", è una macchina di seconda mano, "ha un problema nell'aria condizionata?" Il figlio mi dice: "No, è a posto." Dopo una settimana ero dal meccanico a mettere a posto l'aria condizionato. Infatti io ho rifatto la domanda al padre quando è arrivato, lui mi dice: "No, no", poi guarda il figlio e gli dice: "Ma gli hai detto qualcosa?" Capite? Quindi molte volte il pendolino, ma anche le sibille, si azzeccano in pieno, non si azzeccano i tempi magari, non si azzeccano i tempi perché il pendolino vede il gran finalone, un problema. Anch'io alcune volte mi dà delle risposte che non ci credo nemmeno io. Ad esempio a un tipo ultimamente, ma mi è capitato 2 volte questo. La gente che sta per comprare la casa. C'era uno che aveva tutti i documenti a posto, tutti, l'ho già dato a capare, aveva portato l'architetto in casa. Gli ho detto: "No, questo non te lo comprerà." Era impossibile da credere, no? Poi cosa su la banca gli aveva già dato l'ipoteca per far la casa. Cosa è successo? È successo che qualche giorno prima di entrare la moglie viene licenziata, quindi crolla tutto. E lui ritorna e dice: "Non posso comprarti la ca". Erano già dentro quasi praticamente. Un'altra volta è successo ancora che anche lì caparra, ha dato tutto. Io vedo che loro vogliono vendere la casa, i padroni, ma non possono. E non capivo per il semplice fatto che non capivo le leggi che c'erano in quella città lì. Il committente aveva girato la caparra, poi hanno preso in mano i disegni, hanno fatto vedere a un tecnico, era pieno di abusi edilizi con tanto di penali. Quindi molte volte il pendolino riesce a dar le risposte, ma anche le sibille, fin quando ci sono i dati giusti, no, poi quando i dati sono un po' così. Okay, bene cari amici, quindi ricordatevi, chi si collega anche a cartomanti, dovete stare attento che prima, infatti io cosa faccio sempre fare? I cerchi di fuoco lo metto colorato, perché prima chi si collega a queste carte qui, sibille in generale, si collega anche a quello che si è collegato prima di voi. Capite che se non si accende una candela bianca, se non si fan cerchi di fuoco, vi collegate a 52 forze che magari sono state impregnati dell'energia prima di voi. Questo è anche importante sapere. Bene cari amici, per oggi è tutto, grazie di avermi seguito e alla prossima, ciao.